perché ci responsabilizza ancora di più e ci sprona ancora di più a lavorare sul territorio come d'altra parte stiamo facendo. Gli impegni, le richieste di intervento sono sempre più massicce. Noi stiamo collaborando anche con le diverse amministrazioni, ci stanno appoggiando per quello che è possibile. Lumezzane l'anno scorso per la prima volta ci ha riconosciuto come associazione e questo è per noi uno sprone andare avanti. Come oggi vedere di nuovo questo logo sulle vostre maglie è per noi un incentivo andare ancora più avanti, perché ci sentiamo ancora più responsabili e sappiamo che gli impegni sono sempre più massicci. Quello che noi ricresce tante volte è che ci sono comuni dove ci chiamano per intervenire, dobbiamo dire no, non possiamo. Non possiamo perché non abbiamo medici, non abbiamo personale per assistere. E questo indipendentemente dalla possibilità di una famiglia, perché noi interveniamo come Onlus gratuitamente. Gratuitamente i nostri medici sono stipendiati dalla nostra associazione, ma noi non chiediamo niente, vogliamo solamente portare soccorso e aiuto alle persone. E molti di noi come volontari invece hanno conosciuto l'associazione malauguratamente ma fortunatamente, perché ci siamo trovati in queste situazioni. Abbiamo capito quanto è importante l'aiuto di un medico che tante volte riesce anche a fungere da psicologo, ad aiutare i familiari e il malato ad affrontare gli ultimi momenti, quelli ancora più critici. Ed è per questo che il connubio anche con lo sport per me è perfetto, perché lo sport è sofferenza e ricorda in questi momenti anche che la vita non è fatta solo di cose belle e positive, ma è fatta anche di dolore. Scusate. Ecco, detto questo, vi devo solo dire che è confortante di nuovo vedere che sul territorio di Lumezzane, dove peraltro operiamo, ci sia gente che si è accorta e ci vuole bene. Questo, ripeto, ci impegnerà ancora di più. A breve stiamo cercando di organizzare proprio un presidio qua a Lumezzane che serve a tutta la Valtrompia. Ora ci sono i mezzi che vengono da Brescia, c'è un furgone che viene da Brescia e porta i letti, le comode, tutto il materiale che serve, questo di nuovo gratuitamente. Noi vogliamo diventare indipendenti perché noi valtrompini e valgombini siamo orgogliosi, vogliamo che la nostra gente possa essere assistita da noi. Per cui cercheremo di fare il possibile per potenziare questo servizio sul territorio. Io vi ringrazio il rugby Lumezzane veramente per l'attenzione che ha avuto nei nostri confronti.